venerdì sarà il D-Day, come se si può definire così, perché venerdì andremo al Vedo, valuteremo la proposta e faremo le nostre controproposte, dopodiché si capirà se si vuole andare avanti oppure no. Pochi giorni e da una parte o dall'altra si saprà qualcosa sull'autonomia del Veneto. L'ha dichiarato il governatore Zaia a margine della presentazione del libro del costituzionalista Mario Bertolissi. Non vogliamo far perdere tempo a nessuno e non vogliamo perdere tempo. Se c'è la volontà da parte del governo e del ministro di arrivare all'obiettivo autonomia, noi ci siamo. Proprio per questo venerdì andiamo lì con proposte concrete affinché questa bozza, questa legge quadro sia operativa e non sia come è oggi. Credo che anche dal dibattito che c'è stato stamane sia emerso chiara l'idea che si deve continuare con determinazione. Le questioni sono complesse in sé, ma è il cambio di mentalità che si deve produrre che è l'operazione più difficile, perché ci vuole un cambio. Tanto per dirla in altro modo, bisognerebbe non lasciar marcire i problemi. Intanto ANCI Veneto ha lanciato il manifesto dei sindaci, un documento che si pone l'obiettivo di ridare ai primi cittadini la dignità che meritano nel rispetto della Costituzione. Un appello alle istituzioni, alle categorie produttive, alle forze sociali, a tutti i cittadini, perché venga riconosciuta nell'interesse generale la piena dignità istituzionale del ruolo delle autonomie locali. I sindaci sono i nostri eroi sul territorio, hanno condiviso e portato avanti la sfida dell'autonomia e penso anche che rappresentano il front office, no? Loro sono al fronte e penso che mai un sindaco in Veneto ha fatto delle proposte perché è una casacca politica, ma è una proposta a favore della comunità.